E buonasera, siamo pronti per l'inizio di questa ultima, 22esima giornata di campionato di Serie A2 qui alla Pala Simoncelli di Mirandola. Vado con la lettura delle formazioni per il Mirandola in casacca bianco-blu. Quest'oggi scendono in pista con il numero 72, il portiere Potenza Luca, il numero 7 Moschetti Daniele, il capitano De Tommaso Filippo con il numero 10. Gioele De Stefano indossa la casacca 73 con il numero 4 Giannotti Tommaso, Toselli Simone con il numero 19, Pinotti Federico con il numero 9, Canossa Federico con il numero 15, il numero 17 è indossato dal portiere Luppi Federico. La formazione del Y Sport Valdagno scende in pista con il capitano, il portiere, il numero 15, Checchetto Giulio, con il numero 2, Antoniazzi Mattia, Crocco Francesco indossa la casacca numero 3, con il numero 6, Busato Alessio, Cocco Mattia con il numero 7, con il numero 8, Piroli Davide, Vallortigara Niccolò ha la casacca numero 9 con il numero 11 Crosara Pietro, Refosco Alessandro con il numero 12, Zordan Simone, il portiere il numero 22. Attendiamo l'ingresso in pista dei giocatori e ricordiamo che sarà osservato un minuto di silenzio a inizio partita in commemorazione del scomparsa del Papa Francesco. Siamo pronti qui con le due formazioni. Ricordo che il direttore di gara, il signor Moresco Paolo, mentre nelle due panchine, rispettivamente per il Mirandola, mister Yuri Iallacci, per il Valdagno, Rigo Dario. Tutto pronto per i saluti reciproci.
Ecco, come dicevo, adesso osserveremo un minuto di silenzio. Concluso il minuto di silenzio, un applauso per il... A conclusione del minuto di silenzio, tutti pronti per partire. Intanto il quintetto d'inizio del Valdagno in pista: Checchetto Giulio in porta con il numero 15, il numero 12 Refosco Alessandro, il numero 8 Piroli Davide, il numero 7 Cocco Mattia, mentre con il numero 3 Crocco Francesco. Dall'altra parte in porta con il numero 72 Potenza Luca, con il numero 10 il capitano De Tommaso e Filippo, con il numero 7 Moschetti Daniele, con il numero 73 di De Stefano Gioele e con il numero 4 Giannotti Tommaso. Tutto pronto, fischio d'inizio fischiato dal signor Moresco. Parte la formazione in casacca blu per dare inizio a questa 22esima giornata di campionato, l'ultima giornata di campionato di questo campionato di Serie A2 qui alla Pala Simoncelli. Ripeto, parte il Valdagno, 25 secondi di possesso ancora, la pallina sfila tra il numero 3 Crocco e adesso invece Cocco che si occupa della battuta respinta dalla difesa chiusa del Mirandola. Ancora la pallina sulla stecca del Valdagno, 5 secondi, non raggiunge la porta, il tiro potentissimo effettuato da Piroli. Riparte il Mirandola con De Stefano, quindi De Tommaso. Due giocatori su di lui, prova a servire il numero 4 Toselli, che in qualche modo riesce a recuperare la pallina, torna indietro la volta di De Stefano, quindi si fa vedere Moschetti, ancora De Stefano. Toselli prova a infilarsi in mezzo all'aria, alza e schiaccia, non inquadra lo specchio della porta difesa da Checchetto. Riparte il Valdagno, la pallina sulla stecca di Piroli. Ancora lui dietro porta, marcato da Moschetti, costretto a tornare indietro a raggiungere Crocco. Crocco fa tutto da solo, scende sulla fascia destra, prova ad infilarsi sul primo palo di Potenza, costretto a tornare indietro. 39 secondi ancora di gioco, di possesso di pallina da parte della formazione in casacca blu che occupa la destra del vostro teleschermo. Adesso è lo scambio effettuato tra Refosco, che è costretto a tornare indietro verso Cocco. Cocco serve Crocco che prova a servire in mezzo, ancora Refosco. Ancora la pallina sulla stecca, passaggio velocissimo in mezzo per la prima rete a poco più di 2 minuti dall'inizio di questo primo tempo qui al Pala Simoncelli. 1 Valdagno, 0 Mirandola. Adesso è il Mirandola che prova a contrattaccare, capisce tutto. Refosco riparte dalla metà campo, è proprio lui che prova a servire il numero 7 Cocco che non intercetta la pallina. Si riparte ancora dalle retrovie del Valdagno.
ancora Crocco, quindi Piroli, si guarda attorno, raddoppia le marcature su di lui, Toselli e Moschetti, riesce a servire De Stefano che scambia ancora con Moschetti, prova a fare tutto da solo, reclama una trattenuta ma il giocatore del Valdagno capisce tutto, Moschetti riesce a sfilare ancora la pallina ma ha la meglio con il numero 7 Piroli che prova a impensierire l'estremo difensore del Mirandola. Nulla di fatto, riparte la formazione in casacca bianca, formazione di casa con De Tommaso, quindi De Stefano, adesso De Stefano prova a fare tutto da solo, raddoppia di marcature su di lui, costretto a tornare indietro di nuovo verso De Tommaso, quindi Toselli, ancora De Stefano, pressing alto da parte della formazione del Valdagno, alla meglio De Stefano che serve ancora Toselli, tiro potentissimo, deviato sopra la traversa da parte di Cocco, riparte con calma Refosco, scambio con Piroli, ancora Piroli, quindi Crocco, a fondo lungo, a servire Cocco, Cocco che prova a girarsi con una deviazione, la pallina finisce dietro le spalle del portiere del Mirandola, riparte Toselli, prova a filtrare per De Tommaso, non raggiunge la pallina e riparte il Valdagno, accesissima la partita e questo il passaggio deviato dal difensore del Mirandola, raggiunge il numero 3 Crocco che insacca la porta difesa da Potenza per il secondo gol, seconda rete del Valdagno. Si riparte, De Tommaso, De Stefano, prova a tirare, serve in realtà De Tommaso che è in doppia battuta, potentissima l'azione del Mirandola, Checchetto mette due volte il freno a questa azione negando il gol al numero 10 del Mirandola, riparte il Valdagno, scambio tra Piroli, ancora Moschetti che prova a impensierire, scontro tra De Tommaso, la pallina ritorna sulla stecca dei giocatori in casacca blu, Piroli, Refosco, scambia ancora per Piroli, scambio velocissimo con il numero 3 Crocco che gira dietro porta, su di lui Toselli, raddoppia di marcatura da parte di De Stefano, mantiene il possesso di pallina, riesce a servire, costretto a servire il numero 12 Refosco che prova a servire a sua volta, ancora Crocco, tiro fuori misura, recupera Moschetti tutto solo, due su di lui, prova a ritornare la pallina indietro a De Stefano, deviata da Refosco che serve il numero 8 del Valdagno, Piroli. Sono trascorsi 5 secondi di possesso di pallina nella propria metà campo e contemporaneamente viene chiesto il... No, pensavo fosse un time out, scusatemi. La pallina è sulla ripartenza dei giocatori in casacca bianca. Mirandola si incarica della battuta Stoselli, quindi De Stefano che gira pressato, pressing alto da parte dei giocatori del Valdagno, gioco a 3 nella propria metà campo, De Tommaso che serve, Moschetti, ritorno il passaggio su De Tommaso che prova a girare dietro porta, raddoppia marcature su di lui, riesce ad avere la meglio nel contrasto Crocco che prova a fare tutto da solo in mezzo all'area, difesa da Potenza, riesce a deviare e la pallina torna sulla stecca dei giocatori di casa, De Tommaso, quindi De Stefano e
È proprio De Stefano che subisce il primo fallo di squadra di questa partita quando sono trascorsi poco più di 7 minuti dall'inizio di questo primo tempo. Salutiamo a casa il commentatore ufficiale delle partite del Mirandola, Giuseppe Forte, che oggi non è potuto essere tra, tra di noi per impegni personali. Tutto pronto, si riparte con il Valdagno ancora nella parte del campo del Mirandola. Scambio tra Refosco e Piroli. Scusate, Crocco. Quindi Cocco. Ancora Crocco. Gira dietro porta, 8 secondi di possesso, riesce a girare e a tirare in porta. Attentissimo l'estremo difensore del Mirandola. E si riparte con De Stefano. Toselli. De Stefano che prova a servire De Tommaso, capisce tutto Refosco, questa volta è lui che si fa intercettare la pallina, adesso è De Tommaso che prova a servire Moschetti, troppo lungo, Moschetti non riesce a controllare bene offrendo un contropiede al Valdagno, capisce tutto Toselli, quindi De Tommaso, quindi Moschetti e ancora la pallina per Toselli, deviata alta sulla pallina con il numero 3 Crocco. Riparte con estrema prudenza, scambio con Cocco, quindi Refosco. Ancora Crocco che riesce a servire, capisce tutto De Stefano braccato da Piroli. Torna indietro su Moschetti, quindi Toselli tira fuori misura, non raggiunge lo specchio della porta, non ci arriva neanche De Tommaso e si effettua il primo cambio tra le file del Valdagno. Esce con il numero 8 Piroli, entra e tocca la sua prima pallina il numero 11 Crosara. Refosco chiama lo schema in centrocampo, scambio velocissimo tra Refosco, Crocco. Serve Crosara, Crosara si guarda attorno, prova un tiro potentissimo, fuori misura, sopra la traversa di Potenza, recupera la pallina De Stefano. De Stefano prova a fare tutto da solo, alza e schiaccia un'azione in solitaria che stava per impensierire la difesa del Valdagno, ma ne approfitta il Valdagno per un contropiede. La pallina ancora sulla stecca del Valdagno e questa volta non riesce a intercettare Cocco e il fallo questa volta ai danni del numero 11 Crosara. Si batte immediatamente Refosco. Crocco, Refosco, scambia con lui. Ben posizionato Potenza. Ancora Refosco che prova sulla deviazione di Cocco. La pallina finisce fuori dallo schermo della porta. Adesso è De Tommaso che si guarda attorno. Prova un tiro, ben posizionato l'estremo difensore del Valdagno. La pallina ancora sulla stecca del Mirandola. De Stefano prova dalla lunga distanza. Un tiro da centrocampo che raggiunge l'angolo destro della porta difesa da Checchetto. Il Mirandola accorcia le distanze con Gioele De Stefano da un tiro da centrocampo. Centrocampo. Riparte il Mirandola, non riesce a intercettare
Moschetti, riparte questa volta il Valdagno, la pallina a Crosara, raddoppia in marcatura su di lui, perde la pallina alla volta di Moschetti che serve Toselli, si chiude la difesa del Valdagno, costretti a ritornare indietro i giocatori del Mirandola con De Tommaso, scambio veloce con Toselli, Toselli torna indietro, raddoppia in marcatura, sbaglia il passaggio e serve il numero 11 del Valdagno sulla ripresa, il tiro fuori misura da parte di Cocco ed è il Mirandola che riparte con Toselli, lascia la pallina, serve Moschetti, scambio veloce con De Stefano, non si chiude il passaggio ma la pallina ritorna sulla stecca dei giocatori di casa, tiro potentissimo da parte di Joel De Stefano, recupera il Valdagno, adesso il Valdagno in azione d'attacco, Crosara che prova ad impensierire, non riesce a chiudere il tiro in porta, Toselli sbaglia ancora un'altra volta il passaggio, alla volta di Crosara che scambia con Refosco, non riesce a chiudere il tiro. Crocco ne approfitta De Tommaso che si guarda attorno, è altissimo il pressing del Valdagno e perdono i 10 secondi di tempo nell'area, nella metacampo del Mirandola, mentre viene chiamato il primo time out da parte del mister Rigo per il Valdagno. Ricordiamo il risultato parziale di questa 22esima giornata: 2 reti per il Valdagno, una per il Mirandola, quando mancano 12 minuti e 29 secondi alla fine di questo primo tempo. Salutiamo e ringraziamo Pietro Tagliaferri alla regia ed Evelyn Guccione alla ripresa di questa 22esima giornata. Salutiamo anche il nostro aiuto regia che oggi è a casa, Paltrinieri Chiara, e come detto anche il nostro commentatore ufficiale Giuseppe Forte. Riparte il Valdagno, Refosco in mezzo per Cocco che non riesce a chiudere, attentissimo Potenza e adesso è Crosara che prova a impensierire la difesa del Mirandola. Si riparte dalla metà campo del Valdagno. Tiro da parte di Cocco sul servizio di Refosco che colpisce il palo. La pallina finisce sulla stecca dei giocatori del Mirandola. Adesso è Toselli costretto a tornare indietro alla volta di De Stefano che prova il tiro dalla stessa posizione dalla quale ha effettuato il gol pochi minuti fa. Non si chiude questa volta, la pallina comunque rimane sulla stecca dei giocatori in casacca bianca di casa. De Stefano che viene marcato senza fallo da parte del numero 7 Cocco e adesso è la difesa del Mirandola che si chiude a recuperare la pallina. Toselli, De Stefano per Moschetti, nessun cambio nella formazione del Mirandola fino ad ora, un unico cambio dalla parte del Valdagno effettuato da mister Rigo. Ricordiamo è entrato il numero 11 Crosara ed è uscito il numero 8 Piroli. Disattenzione ed errore da parte di De Stefano che favorisce il numero 3 Crocco che serve Crosara, ancora Cocco, quindi Crocco, adesso Refosco che chiede uno scambio a
Crosara lo ottiene, riesce a tirare ma viene ribattuta. 20 secondi ancora di possesso di palla per il Valdagno per raggiungere il rettangolo difeso da Potenza. Adesso è Cocco. Crocco che tira dalla propria metà campo, capisce tutto De Stefano. Adesso serve Moschetti. Scambio tra Moschetti e De Tommaso, quindi De Stefano, ancora Moschetti, finta il passaggio in mezzo a servire ancora, doppio tiro, doppia respinta da parte di Chiacchetto, favorisce il contropiede, Crosara prova a servire Re Fosco, non raggiunge la pallina, ancora Crosara a tu per tu con Potenza, respinge il numero 72 del Mirandola e la pallina finisce ancora sulla stecca del Valdagno. Un'ottima prestazione da parte della formazione del Valdagno. Il Mirandola si sta difendendo e sta rilanciando. Intanto un altro cambio tra le file del Valdagno. Entra con il numero 2 Antoniazzi, Mattia, ed esce con il numero 7 Cocco. È proprio Antoniazzi che si incarica di questo tiro sul corpo di Potenza, lasciato da solo. Adesso è Toselli, marcatura strettissima su di lui. De Stefano prova a tirare una deviazione da porta di Moschetti, non trova lo specchio della porta e adesso riparte Re Fosco. Crocco, doppio tiro da parte di Crocco, quindi Antoniazzi respinto due volte da parte di Potenza. Re Fosco a servire Antoniazzi, quindi Crosara. Crocco si guarda attorno, serve Antoniazzi, si scambiano la pallina tra i due. Rallentano un po' l'azione i giocatori del Valdagno per guardarsi attorno, capisce tutto De Tommaso, scusate De Stefano, ma non riesce a trattenere il possesso della pallina. E ancora il Valdagno, il passaggio sbagliato di Rifosco, la ripartenza di Toselli, anche questa volta lui sbaglia ma recupera e serve Moschetti, quindi De Stefano finta il tiro, torna indietro, due su di lui, tiene il possesso della pallina, serve De Tommaso. A pista davanti a lui ma preferisce fermarsi e servire Moschetti. Ancora Moschetti De Tommaso. Moschetti serve l'uscita di Toselli che con un brutto rimbalzo finisce sulla stecca del Valdagno. Recupera Moschetti. De Tommaso prova a farsi strada, giro dietro porta, alza, prova a schiacciare, non ci riesce, perde la pallina, capisce tutto Crocco e adesso sono tre i giocatori del Valdagno, prova a servire Crasara, non intercetta la pallina, costretto a recuperarla in qualche modo e ripassarla indietro a Crocco che filtra un passaggio per Antoniazzi, quindi Re Fosco ancora in mezzo per Antoniazzi, attentissimo il portiere del Mirandola e nella ripartenza De Stefano commette fallo quando viene chiamato un ulteriore time out da parte di mister Iallaci. Si approfitta per fare una serie di cambi sia dalla parte del Valdagno che dalla parte del Mirandola. Entra con il numero 19 Toselli Simone. Mentre dalla parte del Valdagno prende il campo con il numero 6 Busato Alessio. Per il Mirandola è uscito dal campo Giannotti.
Si riparte. La pallina per Piroli che ha ripreso il possesso del terreno di gioco. Serve Busato. Quindi Antoniazzi per servire e quindi il tiro da parte di Refosco. Riparte De Stefano, 2 su di lui. Prova a fare tutto da solo, riesce a smarcarsi ma scivola sulla ripartenza, capisce tutto con il numero 8 Piroli e riparte alla volta di Busato che serve Refosco. Quindi ancora Refosco che prova a far filtrare un passaggio per il numero 8 che centra il passaggio per Antoniazzi su 2 tempi, prova il retropassaggio alla volta di Antoniazzi, capisce tutto, Potenza sul doppio tiro, doppia parata, ripartono i giocatori in casacca bianca, prova a far filtrare un passaggio per il neoentrato Toselli. Sbaglia il passaggio e questa volta è il Valdagno che ne approfitta. Non si chiude nel modo migliore il triangolo dei giocatori in casacca blu. Tengono comunque il possesso della pallina. È Refosco che si incarica di girare dietro porta, serve Antoniazzi, non intercetta, riesce a servire indietro Piroli, un tiro potentissimo, deviato sopra la traversa di Potenza. Ancora un passaggio in mezzo da parte di Refosco, capisce tutto Moschetti, quindi De Stefano, un rimbalzo che non si chiude. Una ottima occasione da parte dei giocatori del Mirandola. Adesso il Valdagno in contropiede, costretto a tornare indietro a servire Refosco. Refosco, tiro potentissimo che prende il ferro della porta difesa da Potenza. Recupera il De Tommaso. Intanto c'è stato uno scambio velocissimo in attenzione, un'azione davvero pericolosissima da parte del Valdagno. Ancora il Valdagno con il numero 12, Refosco. Prova e riesce a girarsi, ancora attentissimo Potenza. Intanto il cambio velocissimo è entrato in pista con il numero 15, Canossa Federico. Gli ha lasciato il posto Moschetti. Ottima prestazione da parte del numero 7 della formazione del Mirandola. Ancora un tiro da parte di Canossa dal lato destro della porta difesa da Checchetto. Una respinta. Canossa ancora con il possesso della pallina. Prova a girare attorno alla porta. Riesce a servire Toselli che non si fa trovare preparato e concede l'azione al Valdagno. Una difesa, un passaggio non attentissimo. E diventa vana il contropiede del Valdagno. De Tommaso, De Stefano, Canossa, Toselli, De Tommaso. Si guardano attorno i giocatori del Mirandola, pressing altissimo del doppio di marcatura. Adesso è De Stefano che disimpegna per De Tommaso. De Tommaso costretto a girarsi. Prova un tiro deviato e controllato dal numero 8 Piroli. È proprio lui che si incarica della ripartenza. C'è un contrasto alla 3/4 di campo, non è successo nulla per il direttore di gara, il signor Moresco. La pallina ancora sulla stecca del Valdagno. È Piroli che prova un tiro con una deviazione, una sporcatura di questo tiro, riesce comunque a capire tutto Potenza, si riparte e ritorna la pallina sulla stecca del numero 12 Refosco che prova a salire in mezzo, capisce tutto Toselli, riparte per De Stefano che prova a servire Canossa, non lo raggiunge, riparte Piroli, quindi
disturbato da Canossa, prova a servire Toselli, troppo lungo il passaggio per lui, recupera la formazione in casacca blu, Refosco a servire Busato, quindi Piroli, ancora Busato, Refosco, Piroli, prova ad affondare, non riesce a raggiungere lo specchio della porta, respinto da De Tommaso, passaggio velocissimo a servire Busato, costretto a tornare indietro la volta di Refosco, 14 secondi ancora di possesso della pallina da parte dei giocatori del Valdagno, passaggio dietro porta e passaggio in mezzo a servire il numero 12 Refosco che tira, non trova la porta, respinto da parte di Potenza, pericolosissima l'azione del Valdagno e adesso si concede il contropiede. No, non ci sta Canossa nell'accelerare l'azione, riparte da dietro alla volta di De Tommaso, quindi De Stefano. Tiro potentissimo, non trova la porta, sulla respinta, Toselli non riesce ad approfittare a porta vuota. Il recupero da parte del Valdagno, capisce tutto Potenza, ottima l'occasione da parte dei giocatori del Mirandola, non approfittano della respinta. 30 secondi ancora da giocare in questo primo tempo. Parziale 2 reti a 1 per il Valdagno e c'è ancora l'affondo del Valdagno, probabilmente a chiudere questa azione. 20 secondi di possesso, recupera il Mirandola, Canossa, quindi De Tommaso prova a fare tutto da solo, in mezzo, tiro, respinge Checchetto, 4 secondi, tiro da parte di prova ad affondare Canossa e il segnale di fine di questo primo tempo di questa 22esima giornata qui al Pala Simoncelli di Mirandola. Il risultato parziale Valdagno 2, Mirandola 1. Vi lasciamo per 10 minuti di pausa, ci troviamo tra 10 minuti. Uno, due, tre, prego!
Bentornati a questa ultima giornata di campionato di Serie A2 qui alla Pala Simoncelli di Mirandola. Di fronte a voi il Mirandola contro il Valdagno. Ricordiamo la situazione in classifica. Il Mirandola è sicuramente retrocesso, un'ottima stagione, purtroppo una stagione di esperienza per questi ragazzi molto giovani. Il Valdagno si trova a 22 punti e vincere questa partita gli assicurerebbe la di mantenere il proprio posto in Serie A2 per la prossima stagione. Dopo il fischio del signor Moresco, il Valdagno riparte in pista Refosco, che è proprio lui che si incarica del passaggio alla volta di Cocco, mentre Crocco che si occupa della battuta in porta sopra la testa dell'estremo difensore del Mirandola. 7 i secondi, Refosco se ne accorge, riesce a passare a Crocco che devia, recupera la pallina con il numero 4 Giannotti, che serve De Stefano, ancora Giannotti, De Stefano a servire Canossa, De Stefano, Canossa, ostacolato dal numero 3 Crocco, mantiene ancora il Mirando il possesso della pallina e Giannotti che serve De Stefano. Ancora Giannotti, 8 secondi di possesso di pallina. Giannotti prova a fare tutto da solo e commette fallo nella ripartenza. Quindi il terzo fallo per il Mirandola. Sono trascorsi poco meno di 2 minuti all'inizio di questo secondo tempo qui al Pala Simoncelli, 22esima giornata di campionato di Serie A2. Dietro porta Refosco, in mezzo all'area si muove con il numero 9 Vallortigara, appena entrato nel secondo tempo, e Crocco questa volta si incarica della battuta sopra la traversa di Potenza. Pallina 2 decretata dal signor Moresco. Raddoppio di marcatura, nulla di fatto per il Mirandola, riesce a deviare ancora De Stefano, ma la pallina finisce sulla stecca del numero 7 del Valdagno, Cocco che scambia con Vallortigara, quindi torna indietro alla volta di Crocco. Refosco, Crocco, Vallortigara, prova in mezzo, serve in maniera sporca, Cocco, scambio di pallina, cercando di trovare un buco nella difesa del Mirandola, un tiro potentissimo da parte di Cocco, smorzato dal Mirandola, e adesso è Giannotti che si incarica del tiro in porta, attentissimo l'estremo difensore del Valdagno, e commette ancora un fallo nella ripartenza. Giannotti, il Valdagno che riparte. Crocco, ancora un passaggio a servire, Vallortigara non si chiude, a porta libera, adesso c'è uno scontro, doppio di marcatura, Crocco riesce a tenere il possesso della pallina, 2 su di lui, serve indietro, Cocco, Refosco, Vallortigara, costretto a tornare indietro, tiro ancora smorzato, questa volta da Giannotti, e il Mirandola riparte con De Tommaso. Commette fallo Canossa a detta del signor Moresco, c'è un po' di sommossa popolare sugli spalti. Si riparte con Cocco, quindi Crocco, Refosco,
in mezzo, prova a fare tutto da solo, ostacolato prima da Giannotti, poi da De Tommaso, la pallina finisce alta sopra la testa di Potenza, riparte il Mirandola, De Tommaso costretto a tornare indietro, la volta di De Stefano si guarda attorno, serve ancora Giannotti che lo accompagna verso De Stefano, De Tommaso supera la metà campo, prova a servire, ci riesce, Canossa si accentra, non si chiude il passaggio, torna indietro alla volta di Giannotti. Giannotti dalla lunga distanza sulla ribattuta, De Tommaso si trova tu per tu davanti al portiere, un tiro potentissimo deviato dall'estremo difensore Checchetto. Giulio, il numero 15, è anche il capitano della squadra in casacca blu. E adesso è Crocco che stavolta non si fa smorzare il tiro, riesce a raggiungere il portiere. Ancora un tiro dalla lunga distanza, respinto da Giannotti, recupera Canossa, raddoppio, passaggio in mezzo, scivola. Cocco che riprende la pallina, torna, tiro potentissimo, una traversa importantissima da parte del numero 7 del Valdagno, ricostruisce il Mirandola, cercano di riprendere le posizioni i giocatori del Mirandola. Canossa, De Tommaso, alta la marcatura da parte dei giocatori veneti. De Stefano, stavolta il Valdagno che smorza, prova a recuperare la pallina, De Tommaso non gli è concesso. Refosco capisce tutto e respinge, proprio Refosco che si occupa della ripartenza, capisce tutto De Stefano e adesso parte il contropiede, prova a fare tutto da solo, tiro potentissimo dall'angolo destro De Stefano, il secondo gol, il pareggio a 19:09 raggiunto da De Stefano che supera l'estremo difensore del Valdagno. Sulla parte sinistra della porta difesa da Checchetto, tutto da rifare per il Valdagno, 2-2, 6 minuti trascorsi in questo secondo tempo, si riparte dal centrocampo. Doppietta di De Stefano e adesso il Valdagno riparte con Crocco che prova un tiro, serve inavvertitamente Cocco e adesso un po' di confusione con i giocatori del Valdagno, un'ottima occasione da parte dei giocatori veneti che non riescono ad approfittare di questo tiro passaggio. E adesso è Crocco che serve Cocco, quindi Piroli dietro porta, pallina respinta da Potenza, quindi Canossa si guarda attorno, serve De Tommaso ancora per De Stefano, quindi Giannotti, ancora De Stefano prova ad affondare, c'è strada davanti a lui, prova a servire, ancora Giannotti, capisce tutto Cocco, costretto a tornare indietro la volta di Piroli, affonda dietro porta a servire Crocco riesce a girarsi, attento Potenza e adesso è De Stefano e questa volta è De Stefano che si guadagna il fallo commesso dal numero 9 Vallortigara, occasione per il blu per Vallortigara, occasione per il Mirandola. È proprio De Stefano che si occupa della punizione di prima e 2 minuti di power play per il giocatore del Valdagno. Di fronte a De Stefano, Checchetto. Fischio dell'arbitro, De Stefano non riesce a capire, capisce tutto il Checchetto, si respinge la pallina e riparte il Valdagno, tra i giocatori del Valdagno, adesso è Piroli che serve Crocco, quindi Cocco, la pallina rimbalza sulla sponda,
Crocco difende con i denti questa pallina, 3 su di lui, alla meglio De Tommaso. Escono i giocatori del Mirandola, si allarga la posizione del numero 73 De Stefano, quindi De Tommaso. Chiusa la difesa del Valdagno, 3 giocatori. De Stefano prova a servire De Tommaso, capisce tutto. Piroli, e questa volta è il Valdagno che si occupa di battere una punizione di prima su punizione del 73 De Stefano. Una ingenuità da parte dei giocatori in casacca bianca in superiorità numerica. Si occupa della battuta il numero 3 Crocco, di fronte a lui Potenza e allunga le distanze il numero 3 in inferiorità numerica. Il Mirandola si fa recuperare un risultato, mentre il Valdagno (17:07) il risultato parziale di questo secondo tempo della 22esima giornata e ultima giornata di campionato di Serie A2. Valdagno 3. Ha segnato il terzo gol Crocco su punizione di prima, quando il Valdagno si trova in inferiorità numerica. Riparte il Mirandola, De Stefano, Giannotti, De Stefano, Giannotti, ancora De Stefano, Canossa prova il tiro, respinto da Checchetto, ancora De Stefano, Giannotti, De Stefano, De Tommaso a servire, Canossa non capisce, la pallina ancora su Giannotti, De Stefano, tiro potentissimo, respinto da Piroli. Ancora De Stefano, intanto i secondi passano sul cronometro, ancora superiorità numerica da parte dei giocatori del Mirandola. De Tommaso, De Stefano, ancora De Tommaso, devia Piroli, riesce comunque a recuperare la pallina De Tommaso, quindi De Stefano, Giannotti, De Stefano, a provare a servire De Tommaso, devia Piroli, alla meglio Crocco, riparte in tranquillità. Prova ad affondare sull'angolo sinistro, Giannotti riesce a raddoppiare marcatura su di lui. Ancora Crocco con potenza prova a tenere il possesso della pallina e il signor Moresco decreta un fallo di squadra, il sesto per il Mirandola. Si riparte. La pallina a favore del Mirandola, intanto la superiorità numerica è stata annullata. Il Valdagno si riporta in pista con il quarto giocatore, prova a servire Refosco, attentissimo Potenza, De Tommaso, De Stefano, De Tommaso, si guarda attorno, serve ancora De Stefano centrale che prova un tiro deviato da Piroli, raggiunge la stecca di De Tommaso, ancora De Stefano a marcare su di lui Piroli. De Stefano prova a fare tutto da solo, lo affonda Crocco. De Stefano in qualche modo riesce ad ottenere il possesso della pallina, prova sul primo palo, respinge Checchetto, capisce tutto il difensore del Valdagno, recupera la pallina servendo Piroli, quindi Crocco, ancora Piroli, affonda, apre per Refosco, Crocco, Piroli, Cocco, Piroli riesce a passare in mezzo, capisce tutto Pinotti. La pallina comunque finisce sulla stecca dei giocatori in casacca blu e questa volta è Cocco che deve fare i conti con De Tommaso, prova alla volta di
Piroli che tira, non raggiunge la porta, il tiro dopo il fischio dell'arbitro recupera il Mirandola e adesso è De Stefano che si incarica di battere, prova a servire Giannotti e prova ad intervenire con il numero 8 Piroli ad anticiparlo. La pallina resta sulla stecca del Mirandola. Giannotti, tiro deviato da De Stefano, non impensierisce l'estremo difensore. La pallina prova ad essere recuperata da Pinotti, alla meglio Crocco che serve Piroli, tiro potentissimo centrale, non visto da Potenza ma parato in maniera egregia. Riparte ancora il Valdagno, 13 e 30 secondi sul tabellone, ancora da giocare e il Valdagno deve cercare di mantenere il risultato per garantirsi il posto in A2. Riparte il Mirandola, De Tommaso, costretto a tornare indietro alla volta di Giannotti. Giannotti tira dalla lunga distanza, non trova lo specchio della porta e quindi riparte il Valdagno con Refosco. Cocco in diagonale servire Crocco, quindi Refosco che esce da dietro la porta, ancora Refosco, Crocco prova a liberarsi dalla presa di Giannotti, scusate, di Pinotti. La pallina ancora sulla stecca dei giocatori in casacca blu. Piroli questa volta è tutto solo dietro porta a servire Refosco, su di lui Giannotti. Questa volta è il Mirandola, Pinotti che prova a fare tutto da solo, perde la pallina, la recupera Giannotti. Giannotti torna indietro a servire De Stefano. De Stefano anche lui prova l'affondo, si ferma e serve Giannotti, tiro potentissimo, un'ottima deviata, un colpo di reni da parte dell'estremo difensore del Valdagno. Riparte il Valdagno, la pallina, Piroli, tiro smorzato, leggerissimo, respinge Potenza, ancora Cocco, quindi Piroli che chiede il possesso di pallina, De Tommaso capisce tutto, controllo sfortunato e il passaggio altrettanto sfortunato, recupera Crocco, su di lui De Stefano che rimane alto in marcatura. Crocco riesce a servire Cocco, quindi Refosco. Piroli, triangolo con Refosco, tiro alto sulla traversa, si riparte dall'angolo destro della porta del Mirandola. La ribattuta è a favore del Mirandola. (11:25), 6 falli commessi dal Mirandola, 1 del Valdagno. Risultato parziale di 3-2, tiro, passaggio alla volta di Pinotti a porta libera, non riesce a insaccare la porta del Valdagno. Ottima l'azione da parte del Mirandola. E riparte ancora il Mirandola con De Stefano, sono 3 giocatori, riesce a servire in qualche modo Pinotti, passaggio velocissimo tra Refosco e Piroli, questa volta il triangolo si chiude ed è Piroli, scusate, è Refosco che allunga le distanze, 10:49, 4 i gol del Valdagno, 2 del Mirandola. Refosco ha segnato il quarto gol per il Valdagno, 2 gol da parte del numero 12 del Valdagno, il primo gol all'inizio del primo tempo che ha sbloccato il risultato e il quarto gol per il Valdagno qualche minuto fa. Un ulteriore fallo da parte del Mirandola, 7 i falli. Adesso bisogna fare attenzione a non andare oltre per evitare di subire una nuova punizione di prima. Riparte il Valdagno, intanto ha raggiunto la pista con il numero 6 Busato, gli ha lasciato il posto il numero 3 Crocco.
tiro potentissimo da parte di Giannotti che non trova lo specchio della porta, occasione per il contropiede per il Valdagno, tiro potentissimo deviato sulla traversa da parte di Potenza, recupera ancora Refosco, alla volta di Cocco, quindi Refosco. Busato affonda tutto solo, prova a servire, ci riesce in realtà a servire Refosco che non trova il tempo per tirare in porta. Ancora Refosco, c'è un blocco e un passaggio alla volta di Busato che si chiude sulla stecca di De Tommaso, quindi ancora con il numero 4 del Mirandola, Giannotti. La pallina finisce sul neoentrato Moschetti. Moschetti che prova ad affondare, capisce tutto il difensore delle Valdagne. Adesso è il contropiede, Refosco, scusate, Piroli che non riesce a trovare lo specchio della porta. Ottima occasione per il Valdagno. Tutto solo sull'angolo destro della porta difesa da Potenza, non riesce ad insaccare e adesso riparte Refosco in velocità. Capisce tutto De Tommaso che serve Giannotti. Giannotti tutto solo, prova a fare un tiro. Lisciato, riparte Piroli. Sul lato sinistro serve dietro porta Cocco. Si fa vedere Refosco, nulla di fatto per lui, preferisce trovare l'occasione verso Busato che in tutta velocità trova spazio e prova un tiro deviato fuori dallo specchio della porta. Riparte il Mirandola con Giannotti, quindi De Tommaso, ancora Giannotti. Poco spazio davanti a lui, serve De Tommaso, prova ad infilarsi da solo, torna indietro ancora per Giannotti, 20 secondi ancora di possesso di pallina, ancora Giannotti, tira dalla lunga distanza, debole il passaggio, il tiro, non riesce ad essere deviato da nessuno, riesce a capire comunque tutto. Il numero 6, Busato che affonda, partono con un contropiede, non si chiude, ritornano indietro, la pallina gestita dal numero 8 Piroli che preferisce aprire alla volta di Refosco. Ancora Piroli, tutto solo, su di lui Giannotti, dietro porta, prova a servire ancora Refosco, intercetta a Potenza e Refosco che va a prendersi la pallina in tutta tranquillità, ritorna indietro alla volta di Busato, quindi Cocco. Intanto un ulteriore cambio tra le file del Mirandola, entra De Stefano, esce Giannotti, sventola la stecca il giocatore del Mirandola, si riparte con la pallina sulla stecca del Valdagno. I giocatori veneti stanno cercando di concretizzare e di armonizzare il risultato. Piroli prova ad affondare. Tengo il possesso di pallina, un passaggio in centro che trova sulla scivolata il numero 7 Cocco che trova probabilmente l'unico angolino libero non difeso dalla porta di Potenza e il risultato si allunga. È appunto il numero 7 Cocco che realizza il quinto tiro e il quinto gol per il Valdagno. Riparte il Mirandola, non si dà per vinto, 6 minuti per provare a risalire la china su questa partita che sembra in gestione in questa sezione di gara da parte del Valdagno. Ancora un altro tiro da parte di
Piroli, riparte il Mirandola con Moschetti. Moschetti prova in mezzo per Pinotti e questa volta è il Mirandola che si guadagna un tiro, un rigore. Scusate, sul fallo subito da Pinotti ed è Stefano che si incarica della battuta del questo rigore. Possibilità per il Mirandola di accorciare le distanze. Tiro potentissimo, traversa da parte di De Stefano. Il viso demoralizzato del giocatore numero 73 del Mirandola. Riparte il Valdagno, 5-25 ancora da giocare. Scambio e triangolo tra Cocco e Crocco ed è proprio Cocco che realizza il sesto gol sulla ripartenza dal rigore effettuato da De Stefano e adesso sarà davvero in salita la possibilità, a parte dei giocatori di casa, dei giocatori emiliani, di poter recuperare questa partita. Prova a fare tutto da solo De Stefano, riesce ad affondare, 2 su di lui. Ancora De Stefano, riesce a servire De Tommaso dalla distanza, prova il tiro, devia Cocco che cade per terra, scivola alla volta di De Stefano, quindi Moschetti, ancora Moschetti, prova attentissimo Checchetto e riparte il Valdagno sullo scambio effettuato al volo, entra con il numero 11 Crosara che si impossessa della pallina, un fallo effettuato, ancora Moschetti, un passaggio per Pinotti, attentissimo Checchetto, riparte in contropiede il Valdagno, passaggio fuori misura da parte del numero 11 Crosara, riparte in contropiede Moschetti, tutto solo, Moschetti a tu per tu con Piroli, prova un tiro, riesce a recuperare la pallina il giocatore veneto con il numero 8 sulla schiena, riparte alla volta e il tiro potentissimo lasciato completamente solo il numero 3 Crocco. 7 adesso sono le reti da parte del Valdagno, 5 lunghezze in più rispetto al Mirandola. Riparte il Mirandola con Pinotti, quindi De Stefano, De Tommaso, De Stefano, De Tommaso, dietro porta, prova a farsi vedere ancora De Stefano, costretto a tornare indietro la volta di Moschetti che tira dalla lunga distanza, devia Crosara ma recupera De Stefano, quindi Moschetti su di lui, il numero 6, un passaggio involontario verso il centro, attentissimo Checchetto, recupera con il numero 2, il neoentrato Antoniazzi, recupero di De Tommaso, quindi Moschetti prova a recuperare la pallina, doppio rimbalzo, prova a tirare, deviata dalla lunga rincorsa il giocatore del Valdagno che recupera, Antoniazzi prova questa volta Busato, riparte Pinotti, tiro fuori dallo specchio della porta ma recupera ancora la pallina Pinotti, 2 su di lui, recupera Crosara che riparte in contropiede, servito ancora Crosara, in mezzo a servire Antoniazzi, attentissimo questa volta Potenza, scivola De Stefano, concede il possesso della pallina al numero 2 al numero 3 Crocco che non trova lo specchio della porta, la pallina adesso prova ad essere gestita dai giocatori del Mirandola, il passaggio per Antoniazzi, ancora è un assedio e questa volta è Potenza che si occupa di mettere una pezza alla gestione della pallina da parte di Crocco. Riparte De Tommaso, quindi De Stefano. Ancora alti i giocatori del Valdagno nonostante il risultato che li mette in una adeguata tranquillità. De Tommaso capisce tutto Antoniazzi, recupera e prova a servire al volo.
capisce tutto con il numero 19 Toselli, appena entrato il passaggio per Moschetti, gli passa vicino la pallina ma non ne approfitta Toselli, quindi De Stefano ancora prova a guardarsi attorno, chiede la pallina Moschetti, non la riceve, 37 secondi ancora di possesso di pallina, ancora De Stefano, si guarda attorno, prova ad uscire da dietro la porta, serve De Tommaso, braccato da Crosara, serve ancora Toselli, quindi Moschetti. Si chiudono i giocatori del Valdagno, provano a chiudere tutti gli spazi, prova De Tommaso a servire Toselli, capisce tutto il numero 11 Crosara, questa volta è Potenza che mette una pezza con la stecca, una battuta da parte di Toselli, scusate, di De Stefano, la pallina ancora per il Mirandola, deviata da Re Fosco, passaggio per Crocco, la pallina deviata con il corpo che tocca il parquet, 47 secondi, ci sono le urla dalla panchina. Ancora dietro porta Antoniazzi che prova a servire, ci riesce in realtà il numero 9 Vallortigara, che prova girando attorno alla porta a tirare, e adesso è De Tommaso che si incarica della ripartenza, serve Moschetti, quindi De Stefano, 16 secondi ancora di gioco, De Stefano prova a fare tutto da solo, cade per terra sul contrasto con Crocco, la pallina è sempre per il Valdagno, 4 secondi, la partita è finita, il risultato di 7-2 per il Valdagno qui al Palasimoncelli, ultima partita di campionato di Serie A2. Ricordiamo che con questa vittoria il Valdagno ha raggiunto la salvezza, la salvezza all'ultima partita. Rimane ancora una partita da giocare tra il Tiene e il Modena che si giocherà il 29. Noi vi salutiamo e il Mirandola purtroppo dopo questa brillante esperienza in A2 dovrà lasciare il posto al prossimo neo promosso. Noi ci ritroviamo prossimamente per un'altra diretta della Serie B.